Vertice ieri a Gela alla presenza del governatore Nello Musumeci con il sindaco della città avvocato Lucio Greco, presente anche il direttore del parco archeologico Luigi Gattuso, il sovrintendente di Caltanissetta Daniela Vullo. Il tema in discussione è stata la nave greca che verrà esposta presso il borgo Littorio, proveniente da Forlì, dove era stata messa in mostra. Insieme alla nave arcaica saranno messi a disposizione anche altri reperti che il pubblico così potrà ammirare. L'onorevole Musumeci ha esaminato la documentazione, filmato il finanziamento del Museo della Nave Greca nell'area di Bosco Littorio per dare il via ai lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento del nuovo museo regionale di Gela. C'è voluto un po' di lavoro mettendo assieme i soggetti interessati per coordinare, per arrivare a una soluzione concreta. Sono obiettivi per i quali abbiamo assunto impegni precisi con la città di Gela ed io sono abituato a mantenere gli impegni. Al di là poi naturalmente degli uccelli di malaugurio e delle iene e degli sciacalli, ma chi governa deve guardare dritto e pensare ai risultati. Con i tecnici, con l'amministrazione comunale, con i tecnici regionali abbiamo verificato in presenza del sindaco quali sono i passaggi da compiere. La mostra sarà un grande evento, la immaginiamo per la fine di aprile. Nel frattempo abbiamo sbloccato la pratica di Bosco Littorio per il famoso decreto di finanziamento, perché i fondi a seguito del contenzioso erano stati erroneamente stornati. E poi Via di Bartolo diventerà uno spazio di interesse archeologico. Avremo a dicembre il progetto per questo museo, dovremo demolire una parte e ricostruirla, le risorse ci sono già. Io credo che stiamo definendo un manifesto culturale per la città di Gela, ecco, una città che comincia a guardare all'economia turistica con più ottimismo, ma serve anche l'entusiasmo e la partecipazione della gente. Tutto quello che sarà in nostro possesso e il nostro dovere fare, lo faremo con tutto il cuore.